Il Papa torna a chiedere soluzioni per le carceri sovraffollate in tempo di pandemia ed esprime preoccupazione per la crescente povertà. Enzo Romeo. Da quasi un mese il Papa celebra la messa mattutina in diretta e siamo ormai alla Settimana Santa. Stamane torna su una questione che considera molto seria. Penso a un problema grave, il problema del sovraffollamento nelle carceri. C'è il pericolo che finisca in una calamità grave. Venerdì le riflessioni della Via Crucis saranno quelle scritte dai detenuti di Padova. Francesco critica le grandi organizzazioni per l'aiuto ai poveri. Per mantenere i loro apparati assorbono una larga parte di ciò che viene offerto. Un giudizio che esprime ragionando sulla povertà che si allarga sempre più, colpa non solo del coronavirus. La grande maggioranza sono i poveri vittime della ingiustizia strutturale dell'economia mondiale. Tanti poveri del ceto medio che vanno di nascosto alla Caritas e provano vergogna. Eppure c'è un negazionismo della povertà, mentre l'attenzione ai poveri dovrebbe essere il metro di verifica della nostra vita. Non è fare il comunista. Questo è il centro del Vangelo. Saremmo giudicati su questo. Sono vivi i due ostaggi italiani rapiti